La giunta regionale è fatta. A 48 ore dalla nomina ufficiale, il governatore del Veneto, Luca Zaia, presenta la squadra che guiderà la regione per i prossimi 5 anni. Alla fine le segreterie di PDL e Lega hanno trovato l'accordo. 12 gli assessori, 6 del PDL, 6 della Lega. 5 sono stati confermati, 7 sono new entry nell'esecutivo regionale. Una squadra che, promette il governatore, non si perderà in bego discussioni, ma avrà la massima operatività. È la prima giunta regionale delle 13 regioni che sono andate al voto. Siamo i primi a presentare la giunta dopo 48 ore dalla proclamazione. Direi un record nei record. Ecco allora i magnifici 12 di Zaia, indicato da tempo il vicepresidente, il padovano del PDL Marino Zorzato. 5 gli assessori che arrivano dall'era Galan, Renato Chiso alle infrastrutture, Isi Coppola ai lavori pubblici, Elena Donazzana alla formazione, Massimo Giorgetti all'agricoltura, Franco Manzato all'economia. 7 le new entry a Palazzo Balbi, lascia la presidenza del Consiglio regionale per l'assessorato al turismo con delega alla provincia di Belluno Marino Finozzi. Al bilancio il leghista vicentino Roberto Ciambetti, all'ambiente il padovano Maurizio Conte, al sociale il trevigiano Remo Sernagiotto, all'identità veneta e alla protezione civile Daniele Stivalli. Fin qui tutti i consiglieri regionali, unico assessore esterno leghista veronese Luca Coletto che ricoprirà la pesante poltrona alla sanità. Nessun doppio incarico nel rispetto di quanto detto ai cittadini, nessun quindi assessore che possa avere doppi incarichi o spese aggiuntive. 2 le parole d'ordine del governo veneto, federalismo e autonomia, una linea che concorda perfettamente con quella tracciata a Verona dal presidente Napolitano. La Costituzione è stata scritta dai padri costituenti che erano dei federalisti convinti e noi dobbiamo semplicemente dare interpretazione alla nostra Costituzione che permette di dare autonomia al Veneto e a tutte le regioni che la vogliono.